Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con Anteprima Sport. Ci siamo lasciati la scorsa settimana proprio con il Cosenza in Serie B, ci ritroviamo adesso con una serie di verdetti che vi vado ad elencare. Parleremo non solo di questo ma anche delle altre squadre che lottano, calabresi che lottano, diciamo il Crotone in Serie A ormai anche lì è un verdetto già acquisito, però c'è anche il Catanzaro che lotta per arrivare in un posto importante, quindi magari a questa ambita promozione. Parleremo anche di Serie D, insomma faremo il punto della situazione delle squadre calabresi. Intanto vi vado a presentare gli ospiti di oggi. Ritorna con noi mister Franco Gagliardi. Buon pomeriggio mister. Buonasera, buonasera a tutti. Buon pomeriggio anche a Francesco Pirillo, giornalista. Grazie e ben ritrovato pure con te Francesco. Buon pomeriggio e grazie a te. Mister, c'ho in collegamento una persona, non so se può parlare, mi deve dare lei l'ok, lo vediamo insieme, è in collegamento via Skype, il direttore sportivo Silvio Zizza. Buon pomeriggio Silvio. No, ancora non ce l'abbiamo, appena è pronto il collegamento vediamo un attimino di fare il punto della situazione. E abbiamo anche in collegamento telefonico padre Fedele Bisceglia. Buon pomeriggio padre Fedele. Non mi sente? Forse... Ti sento. Perfetto. Ti sento. Andiamo a vedere innanzitutto quali sono i verdetti di questo campionato di Serie B, perché insomma ci sono delle situazioni acquisite, perché poi c'è stato il turno di venerdì scorso e poi l'ultima gara di campionato giocata lunedì tutti alle 14. Andiamole a vedere insieme perché abbiamo queste 4 retrocessioni che riguardano la Virtus Entella, il Pescara, la Reggiana e il Cosenza. In Serie A sono saliti Empoli e Salernitana. Andiamo a vedere invece quali sono le griglie dei playoff, perché sono state giocate alcune gare anche nella giornata di ieri, giovedì 13 maggio. Venezia-Chievo è finito 3-2 dopo i tempi supplementari e Cittadella-Brescia è finito 1-0, quindi si giocheranno 17 e 20 maggio Venezia-Lecce e Cittadella-Monza, perché ovviamente ci sono queste squadre che entrano nella seconda parte. Giovedì appunto lunedì 17 maggio alle 18:30 Cittadella Monza, mentre lunedì 17 maggio alle 20:45 Venezia-Lecce. Poi il ritorno si giocherà, perché sono 2 gare di andata e ritorno, giovedì 20 maggio alle 18:30 Lecce-Venezia, mentre sempre giovedì 20 maggio alle 20:45 si giocherà Monza-Cittadella. Poi ovviamente ci sarà la finale playoff e si decreterà la vincitrice per quest'altro posto della Serie A. Dicevamo, decreti, abbiamo alcuni verdetti definitivi, tra cui la retrocessione del Cosenza in Serie C. Insomma, mister, ne abbiamo parlato tante volte durante questa stagione, era un'ipotesi insomma, che noi pensavamo lontana, poi invece alla fine si è concretizzata. Si è concretizzata perché poi i verdetti finali sono quelli che stanno a indicare le squadre che hanno meritato di più e quelle che probabilmente hanno fatto di meno. Forse all'inizio di stagione il Cosenza in effetti non era, anche se era partito male, non era pronosticato fra quelle che dovevano retrocedere. E durante il cammino che qualche cosa non è andata per il verso giusto, e probabilmente sono stati fatti dei correttivi che hanno permesso di invertire il trend negativo, così come magari è successo pure in altre piazze, vedi Reggio, dove dopo un campionato disastroso c'è stata una ripresa che quasi quasi portava addirittura ai playoff. E vuol dire che si è lavorato un po' a braccio e nello stesso tempo la Serie B, che è sempre una delle categorie più difficili da affrontare, che può riservare delle sorprese, purtroppo, ahimè, quest'anno ha riservato una sorpresa perché non sempre tutto riesce con il buco. Bisognava fare di più tutti e probabilmente per questo il Cosenza non è riuscito a salvarsi.
Francesco, a te la stessa domanda. Insomma, abbiamo parlato spesso in questo campionato, pensavamo che questa ipotesi piano piano si allontanasse, anzi anche addirittura proprio nella penultima gara, insomma, si sperava in questo aggancio ai play-out proprio per giocarsi poi le due sfide salvezza. Questo non è successo, anche nella gara con il Pordenone il Cosenza ha dimostrato che c'erano delle carenze in organico e queste carenze si sono viste proprio con questo verdetto definitivo. Sì, purtroppo è stata una sorta, oggi viene da dire che è stata una sorta di retrocessione annunciata già forse dalla fine di novembre, quando si era sperato che con il mercato di riparazione alcune lacune potessero essere colmate. Invece poi dal mercato di riparazione questo aiuto dal punto di vista numerico, che poi alla fine, se andiamo a vedere, al Cosenza sono mancati i gol, no? Questo aiuto dal punto di vista numerico non è arrivato, sono arrivati dei giocatori ovviamente validi, però che non sono riusciti a dare quel contributo che magari un po' tutti si aspettavano. Alla fine il Cosenza non è riuscito nemmeno a sfruttare, come dicevi tu prima, perché poi alla fine quando tu hai delle lacune, hai dei problemi che te li trascini durante l'anno, non è riuscito nemmeno a sfruttare le contingenze positive che sono arrivate dal campionato, perché pensare che all'ultima giornata ti vai a giocare i play-out, l'accesso ai play-out contro quella che poi sarà la tua avversaria nei play-out, andare a Pordenone consapevole di dover giocare la partita della vita e giocare quel tipo di partita, e in tutta sincerità poi a un certo punto di che cosa ti puoi meravigliare se il verdetto sul campo è stato quello? Purtroppo ti trovi a dover commentare una stagione che è nata male a ottobre, sull'onda della grande salvezza del mese di luglio, è nata male a ottobre, è proseguita peggio a dicembre e è finita in maniera drammatica a maggio poi. Quello alla fine è il dato. Vedo che è pronto il collegamento con Silvio. Mister, lo posso far parlare a Silvio Zizza, il nostro caro amico? Bisogna vedere come parla. Se da qui possiamo interromperlo, interrompiamo. Silvio, vedi che cosa dice il mister? Che ti possiamo interrompere in qualsiasi momento, eh? Il mister è a ben donde di dire quello che vuole. Io comunque saluto, ti ringrazio ancora una volta per l'invito, saluto te prima di tutto, ma poi non da meno il mister Gagliardi e Francesco. Allora Silvio, stavamo parlando di questa retrocessione, avevamo detto un po' di questa retrocessione annunciata fino all'ultimo, poi si sperava in questa sfida con il Pordenone, sfida che però insomma, ha decretato lo spegnimento delle speranze. Ecco. Sì, sono riuscito a sentire un po' le ultime parole che ha detto il mister e poi anche Francesco e non posso che non essere d'accordo con loro. Le formazioni, le rose si approntano d'estate naturalmente, non lo dico io ma è la prassi. Poche volte abbiamo visto che nei mercati di gennaio riesci a risollevarti andando a prendere magari giocatori importanti. Questo non è avvenuto per il Cosenza, magari più in là poi io ti dirò la mia su come, perché il discorso magari è un po' lunghetto, quindi non sono completamente d'accordo con Guarascio vattene, no, perché comunque già d'anticipo che Guarascio vattene, ma ci devono essere però i soldini da qualche altra parte, cioè nel senso che non è che il Cosenza è vero che è di proprietà che è della città, però è anche di chi la tiene in vita, no? Perché ricordiamoci che questo Cosenza, e io non devo tessere le lodi di nessuno e giustificare nessuno, perché come dire, Guarascio a me mi ha preso a 2 anni fa, e lo ringrazio, mi ha fatto lavorare per 7 mesi, ma dopodiché non mi ha confermato. Quindi, come dire, potrei anche no, salire sul carro dei vincitori nel senso contro Guarascio. Invece no, io dico che secondo me, e poi magari ne parliamo più in là, come il calcio oggi, alla luce di questa crisi pandemica che ha praticamente ucciso tutti, secondo me, prima di darle all'untore a Guarascio, vediamo cosa c'è dietro Guarascio.
che poi Guarascio, attenzione, poi c'è anche le sue colpe, quindi poi le spulceremo, però ripeto, se andiamo a vedere oggi il mister e Francesco ne sanno più di me, se andiamo a vedere un po' in giro per la penisola le varie società, vediamo che tutte sono, come dire, si arrampicano sugli specchi. Non ultima i campioni d'Italia, no? Che mi pare che il presidente Zhang abbia deciso di fare dei tagli e forse gli deve pagare ancora gli stipendi ai giocatori. E hanno vinto lo scudetto. Quindi questa è l'anteprima, visto che siamo in una trasmissione che si chiama anteprima, questa è l'anteprima mia, poi magari ne parliamo meglio. Ne parliamo meglio. Io in collegamento anche telefonico, padre Fedele Bisceglia, no, è caduta la linea, cerchiamo di ricollegarci subito. Intanto vi vado a leggere qualche messaggio dei nostri telespettatori che ci stanno scrivendo. Salutiamo Elio Principato, zio Elio dice Gagliardi, direttore sportivo del Cosenza, mister, insomma la propongono come nuovo direttore sportivo. Qualche altro messaggio, buon pomeriggio, mi auguro che questo messaggio venga letto e lo stiamo leggendo. Voglio che lo pseudo presidente sappia che fino a quando rimarrà alla guida della società, da noi tifosi, quelli veri, non vedrà neanche un centesimo. Cosenza lo odia, se ne deve andare. E qui entriamo nell'argomento, perché insomma in città, proprio nelle ultime 24 ore, non solo in città, anche nella provincia, sono venuti fuori una serie di cartelli, insomma, dove c'era scritto Guarascio vattene, perché proprio per contestare l'operato del presidente. Non so se già riusciamo a collegarci con Padre Fedele. Padre Fedele, mi sente? Adesso sì, adesso si sente. Siamo riusciti anche telefonicamente a raggiungerla. Stavamo dicendo di queste contestazioni che sono apparse nelle ultime 24 ore non solo in città ma in tutta la provincia. Anche Silvio Zizza prima però in collegamento diceva che cosa serve? Serve però una cordata di imprenditori che voglia rilevare la società del Cosenza Calcio e a questo punto ripartire da zero, perché a quanto so il Presidente è disponibile ovviamente al dialogo e ovviamente a sentire, insomma, un tavolo di trattativa con gli ipotetici imprenditori che vorranno appunto entrare in società. Benissimo, io vedo questo grande manifesto che sono d'accordo. Guarascio vattene. Io penso che abbia fatto il suo corso, lo ringraziamo e si deve mettere da parte. Senza mezzi termini, se no facciamo soltanto confusione. Ha fatto delle cose belle e anche delle cose brutte. Per il momento dovrebbe mettersi da parte. Se lui è capace di comprendere questa situazione attuale, allora ci sono degli imprenditori. Non dite che non c'è nessuno, perché a me consta personalmente che ci sono delle persone che vogliono prendere il Cosenza Calcio. Quindi se lui vuole continuare in questa situazione continui pure, però deve continuare con una programmazione vera, ma non domani o dopodomani, oggi stesso. Se questa programmazione non esiste, non ci deve portare alle calende greche, sia ben chiaro questo, altrimenti dà uno schiaffo morale, anzi due, a tutta la città, sportiva e non sportiva. Oggigiorno ha fatto il suo, diciamo così, esordio e complimento. Lo ringraziamo di quello che ha fatto e si mette da parte. Non ci sono mezzi termini qua, altrimenti facciamo molta confusione. Padre Fedele, credo di essere stato chiaro. Padre Fedele, cosa ha provato vedendo il Cosenza retrocedere, insomma, dopo tanti sacrifici anche quest'anno, insomma, in Serie C? Se lo aspettava? No, è indescrivibile, perché io sono abituato a soffrire in tutti i sensi e in tutti i campi, però questa retrocessione mi ha toccato perché io sono un tifoso e ti posso dire una cosa, io sono frate per il calcio, non posso continuare a dire queste altre cose per confermare questa mia affermazione, però io al calcio ci tengo moltissimo perché è un deterrente per allontanare i giovani dalla devianza giovanile. Per cui non è soltanto il calcio, è un qualche cosa di più. Cosenza senza calcio diventerà una bolgia e diventerà anche un catino per la divulgazione della droga, della delinquenza, eccetera, eccetera. Quindi è una grossissima responsabilità.
ve lo chiedo per cortesia. Il calcio è indispensabile in tutti i settori della società. Oggi come oggi, se vogliamo aiutare i giovani ad essere allontanati dalla droga, dalla delinquenza e dalle devianze giovanili, dobbiamo fare il calcio bello, bello, bello. Padre Fedele, le faccio un'ultima domanda. Cosa non ha funzionato secondo lei in questa maledetta stagione? Ecco. È la programmazione, perché sono state, diciamo, delle cose brutte. Si è pensato più ai soldi, non si è pensato più al bene della società. Chi fa calcio oggi deve sapere che ci deve perdere. Se invece pensano che bisogna essere, diciamo così, oggetto di guadagno, sbagliano. E oggigiorno si è sbagliato in questo. Il calcio, chi è addentro nel calcio sa che ci deve sempre perdere. Se questo non è, come si dice, un problema serio di coscienza, è meglio che uno si mette da parte. Non si fa calcio per i soldi. Quindi qual è l'appello, Padre Fedele, che lancia al Presidente Guarascio, alla società, insomma, o di venire allo scoperto e dire quali sono le sue intenzioni, oppure di lasciare, se ovviamente si presenterà alla cordata di imprenditori e troveranno... Bravo. Noi lo ringraziamo per quello che ha fatto, però adesso le deve mettere da parte. Grazie Padre Fedele, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio e per aver lanciato il suo appello come sa fare lei. Ecco. Grazie. Grazie, sempre, dovunque e comunque, forza Lupi e forza Cosenza, sempre, dovunque e comunque. Mister, ritornando insomma a queste beghe insomma, che riguardano la società rossoblu, secondo lei che cosa non ha funzionato? A parte la programmazione, c'è stato magari il fatto di avere un direttore sportivo in scadenza di contratto? Che cosa? Ecco, ha analizzato un po' lei in questi giorni quello che è accaduto durante il corso della stagione? Ma è vero che questo è il momento dei consuntivi, no? Ma è pur vero che chi non ha operato dall'interno di consuntivi se ne può fare molto pochi, nel senso che il mondo calcio non vive solamente per quello che appare, vive anche e soprattutto per quello che opera dietro le quinte, per quello che sono i problemi, per quelle che sono le ambizioni e per quelle che sono le possibilità. Ecco, io ritorno alle possibilità. Qui un discorso è chiaro, anche sentendo Padre Fedele, che è un vecchio tifoso, no? Lui probabilmente ha espresso un desiderio. Io invece dico, le possibilità che ruotano intorno al calcio, non di Guarascio, al calcio di Cosenza, quali sono? Le ambizioni le conosciamo tutte, almeno io personalmente, se dovessi fare il tifoso, dico, la mia ambizione da cittadino cosentino è approdare in quella serie dove tutte le maggiori squadre o le città della Calabria sono approdate e il Cosenza non riesce a farcela. Però poi mi pongo anche un altro problema, ma perché il Cosenza è risaputo da tutti, che ha un bacino di utenze e di tifosi forse il più grosso numericamente di tutte le altre città calabresi, dove la passione, anche se magari in certi momenti può andare oltre quello che è il tifo, no, è enorme, perché forse magari qualche cosa che non va bene viene fatta proprio per troppo amore. Allora ci sono quelle componenti, però una cosa mi è chiara. Il calcio a Cosenza è sempre stato fatto da persone, almeno fino a quando hanno finito di fare il calcio i perugini, le persone che poi del calcio si sono servite, ma in senso buono, no? E hanno trasportato il calcio in quello che erano le loro ambizioni, la politica. È normale, io dico sempre quello che penso, ma il calcio di allora è finito, anche perché le condizioni attuali non permette a tanti politici di inserirsi nel mondo del calcio, perché ci sono i galeri, ci sono le manette, cioè una volta si facevano delle elargizioni alle varie società o ai vari presidenti che si avvicendavano e c'erano anche determinate
sovvenzioni, dei regali per partecipare. Oggi mi pare che il tutto ruoti intorno alla possibilità economica. E io dico, c'è qualche forza politica che attualmente ha incentivato Guarascio a prendere il Cosenza lì dove era? C'è stato, sicuramente, perché ritengo che Guarascio sia stato non tanto dalla passione motivato ad arrivare a Cosenza, ma è stato soprattutto da un business, ma di un lavoro, io lo chiamo in maniera impropria, in business, proposto dalla città di Cosenza, in Cosenza, a uno che da Cosenza a Cosenza non aveva mai vissuto, e francamente ha trovato anche la forza di impegnarsi lì dove politicamente c'era stato un impegno a partecipare insieme a lui in modo da poter risolvere pure i problemi del Cosenza. E Guarascio è stato bravo, avendo esaudito quello che erano i suoi desideri di imprenditore, di inserirsi in un mondo che non conosce nemmeno ora, che è il mondo del calcio. Lo ha fatto in maniera imprenditoriale, è chiaro? E io ritengo che questa è stata la rovina, perché nel corso degli anni, e sono stati tanti, anche forieri questi anni di successi che i cosentini aspettavano, parliamoci, ha vinto diversi campionati, l'ha presa mi pare in quarta serie, mi pare, no? E l'ha portata in Serie B, però nulla ha cambiato del suo motivo dominante, che è l'imprenditoria, dal punto di vista legata al commercio e non legata a quello che era il calcio per tanti e lo è ancora per tanti cosentini. Di conseguenza, ecco che a un certo punto, dopo aver ottenuto il massimo, si è trovato probabilmente da solo, e lo è ancora di più oggi, no? Nel momento in cui c'è stato il risultato negativo che tutti non si aspettavano. Allora, per poter colmare questo gap, io sono convinto che lui ha fatto bene, però non è riuscito a trovare quelle persone che non dico che devono essere gli addetti ai lavori, tipo io o altri, ma io ho smesso da più tempo, no, di essere un addetto ai lavori, ma doveva trovare delle forze imprenditoriali che erano magari pure appassionate del calcio nell'ambito di Cosenza, mettersele accanto e andare avanti a programmare, come dice il nostro buon padre Fedele, per quello che è l'ambizione di tutti noi, di tutti i cittadini di Cosenza, la Serie A. E questo purtroppo non è stato fatto. E alla fine il pallone ti rende indietro quello che tu non hai saputo cogliere, perché prima ti dà, però poi riesce a toglierti tutto. Ecco, lui non ha trovato dei compagni che potevano aiutarlo in quello che è la sua maggiore lacuna, che è la lacuna che si rifà al campo sportivo, pur essendoci nella città persone, ma anche danarose, imprenditori vogliosi, giovani anche, che avrebbero potuto dargli la mano, mettendogli a disposizione impianti, mettendogli a disposizione imprenditoria particolare legata al calcio, e perché no? Averlo poi assecondato in quello che erano le sue mire, cioè realizzare economicamente per sé ma anche per la società, perché nessuno può disconoscergli che nessuno in questo momento tesserato del Cosenza ha mai potuto dire che ha avanzato qualche cosa, e questo bisogna riconoscerlo, e non ce ne sono molti nemmeno oggi a Cosenza che potrebbero fare questa stessa fine di Guarascio. È solo il pallone, il campo che lo ha penalizzato, e allora lì deve dare una regolata. Intanto deve dire lui cosa vuole fare, intanto vuole dire lui se fa ammenda non in termini imprenditoriali ma in termini di calcio, e allora eventualmente dopo che ha detto quello che pensa qualcuno potrà accodarsi e potrà essere ascoltato, possono essere ascoltati tutti. Francesco, forse però queste figure lui non ha utilizzato figure importanti che servono nel mondo del calcio. Te lo faccio dire subito dopo la pubblicità, perché il nostro regista Enzo Leonetti mi dice che incombe, quindi parleremo di questo e di tanto altro tra pochissimo. Seconda parte di Anteprima Sport. Francesco, ci eravamo lasciati proprio con questo discorso qui, il fatto di non essere affiancato da figure magari che sanno di calcio e che quindi sanno come comportarsi in determinate situazioni, come io dico ad esempio un direttore generale, insomma qualcuno che possa consigliare anche il presidente, come abbiamo detto tante volte, magari che non mastica calcio da tanti anni, che si è trovato in questa avventura, ha vissuto la Serie B, però insomma ovviamente la città è...
Io non sono d'accordo, nel senso che le figure negli anni a Cosenza ci sono state. Perché se uno dice Meluso, oggi dov'è Meluso? È in Serie A, ha vinto il campionato a Lecce. Quindi le figure a Cosenza ci sono state. Stesso Trinchera, che quest'anno ha sbagliato degli acquisti, perché poi solo chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia, ha sbagliato degli acquisti. L'anno scorso vorrei ricordare che ha azzeccato tutti gli acquisti, i vari Riviere, i vari chi è venuto a Cosenza, sì, no? Okereke, certo. Asensio, Tutino, Palmieri, giocatori portati. Meluso ha fatto bene negli anni. Il problema è un altro, il problema è che probabilmente questi addetti ai lavori, come li chiamava il mister, dopo un certo periodo di tempo non vogliono più avere a che fare con questa società per tanti motivi. I motivi li hanno detti. Probabilmente c'è un'incomunicabilità con il presidente recepisce forse con tempi diversi da quelli del calcio i suggerimenti che gli vengono dati. In 10 anni purtroppo, questa cosa io mi ricordo la diceva in Serie D anche Stefano Fiore, diceva questa cosa qua, che purtroppo il presidente Guarascio non aveva i tempi del calcio. Allora, un discorso è non averli 10 anni fa, quando è subentrato da neofita nel mondo del calcio. Dopo 10 anni però di militanza nel calcio, inevitabilmente le cose sono due: o uno acquisisce quelli che sono, io parlo sempre dei tempi del calcio perché poi alla fine ci sono delle scadenze precise, no? O uno acquisisce quelli che sono i tempi del calcio, oppure si deve affidare in toto a delle figure e farle lavorare nel migliore dei modi, perché non credo che oggi Trinchera, ieri Meluso e l'altro ieri qualche altro direttore sportivo non operano bene sul mercato, perché questa è tutta gente che il mercato lo conosce e lo conosce alla perfezione. È normale che poi tu non puoi andare ad inseguire un giocatore che già sai che viaggia su determinate cifre e che magari ti chiederà contratti di un certo tipo quando tu non li puoi fare, quel tipo di contratti, o quella trattativa tu non la puoi portare avanti più di una certa soglia. Il problema di fondo è stato questo, il fatto di andare negli ultimi 2 anni soprattutto ad inseguire il prestito semestrale o ad inseguire il giocatore preso a parametro zero. Negli ultimi 2 anni ti è andata bene, quest'anno purtroppo ti è andata male. E andandoti male non è che tu non hai centrato un obiettivo dei playoff, non hai centrato, hai perso la categoria, e perdendo la categoria, oltre a perdere introiti, ecco. hai perso introiti che l'anno prossimo aumenteranno in Serie B, perché la Serie B è passata a Sky per i prossimi 3 anni, con un aumento degli introiti per tutte le società. Ecco quello che, l'ho detto pure qua da te la volta scorsa, quello che io non capisco della gestione Guarascio in quanto imprenditore. Cioè, se tu hai una società che negli ultimi 3 anni, cioè quelli, mi riferisco soprattutto alla Serie B, ti ha dato degli introiti, perché poi fra i soldi che il Cosenza prendeva da Lega e diritti TV, e andando a guardare quello che è il monte ingaggi annuo del Cosenza, che è sempre stato penultimo, terzultimo, quindi con gestioni tutto sommato, chiamiamole oculate, dai, definiamole oculate, la società è in attivo. E allora perché non fare uno sforzo per mantenere la categoria quando ti rendi conto che quello che è stato fatto nel mese di settembre-ottobre, quando hai costruito la squadra, non ha dato i frutti sperati? Perché non reinvestire i soldi di Baez per cercare di prendere quei 2 o 3 giocatori? Perché prenderne 6 che non ti hanno dato nulla, o prenderne 2 o 3 che ti potevano far fare il salto, non il salto di qualità, ti potevano blindare questa benedetta salvezza, perché alla fine abbiamo visto che chi era davanti al Cosenza, Pordenone, Cremonese, Ascoli, sono riusciti a salvarsi. Sono riusciti a salvarsi con delle rose, certo, con delle squadre che non avevano, cioè che non erano niente di che rispetto. Anzi, io aggiungo, sei andato a rinforzare le tue dirette concorrenti, vedi la Cremonese vendendo il Baez. Ha preso Dionisi, che era libero, e si è salvato.
Ci sono tanti messaggi che ci stanno arrivando. Caro Gagliardi, Guarascio ne ha combinato di tutti i generi, vuole essere un presidente che non vuole consigli e non vuole accettare niente, vuole avere sempre ragione. In tutta la storia calcistica nazionale non si è mai visto un abbonato che gli viene tolto l'abbonamento, una cosa vergognosa. Poi insomma ci sono una serie di messaggi che vi vado anche a leggere, vediamo un attimino, piano piano insomma ve li leggo perché è difficile insomma arrivare a leggerli tutti, ne stanno arrivando in continuazione, però intanto chiedo a Silvio se magari questa gestione insomma sbagliata, possiamo chiamarla così, oppure a questo punto pensare come ha fatto la regina, la proponiamo tante volte durante il corso delle nostre trasmissioni, a gennaio, a dicembre, insomma al mercato della sessione invernale è arrivato un nuovo allenatore, insomma sono stati cambiati 11 giocatori, quindi insomma qualcosa anche il direttore sportivo Taibbi è riuscito a fare. Cosa che a Cosenza non si è riuscito, anzi magari la squadra è stata indebolita perché tanti giocatori importanti come vedi Bruccini e anche Baez sono andati via e non sono stati sostituiti. Ecco. Sì, infatti quello che dici tu è vero, tant'è che basti pensare che mi vengono in mente Casasola e Tutino che sono andati in Serie A con la Salernitana. Dermaco con Lecce, anche se sta giocando poco, però è in lotta per andare in Serie A. Baez alla Cremonese che si salva, Asensio, Rivière comunque sì, è retrocesso, però comunque ha calcato un po' i campi. Insomma, questo è una, come dire, spezzo una lancia a favore di Trinchera, perché vuol dire che i giocatori che aveva preso erano giocatori importanti, no? Perché se tu oggi avevi proprio con Bittante, poverino, lì in quel caso sfortunato il Cosenza, infortunato, e con Casasola sulle due fasce, il Cosenza spingeva tantissimo l'anno scorso. Ora però io voglio dire due cose, consentimi, una negativa e un'altra positiva per la società in generale, per lo staff. Allora io già lo vedevo come dire, leggendo i giornali, vedendo le partite del Cosenza già da tanti anni a questa parte. Poi però in quei 6-7 mesi che sono stato al Cosenza facendo lo scouting del Cosenza Calcio, ho avuto modo di vedere da vicino, da una parte una passione incredibile di una tifoseria che addirittura staziona parte della tifoseria, stazionano davanti alla sede tutti i pomeriggi, proprio una malattia nel senso buono del termine, vicina a questi colori rosso-blu che si meriterebbero non soltanto la Serie B ma anche la Serie A, perché no? Uno staff tecnico che comunque ha lavorato, perché se l'anno scorso come dire, non sono stati dei fenomeni, non sono nemmeno dei brocchi quest'anno, quindi sempre la via di mezzo bisogna prendere. Io credo comunque nella bontà di Occhiuzzo e del suo staff, è lo stesso il presidente. La cosa, e quindi da questo punto di vista il presidente deve capire l'incazzatura, diciamo così, dei tifosi di tutta la città nei suoi confronti, perché è normale che con chi te la prendi con, se ci fosse stata una società composta da 2 o 3 persone con azioni di proprietà pari, che ne so, 33, 33, 33, allora se la prendevano con 3 persone, ma siccome Guarascio è l'unico, con chi se la devono prendere? È normale, no? Da questo punto deve capire. La cosa che dicevo prima, Anna, e qui voglio parlare della cosa positiva invece della società, è che proprio in quel periodo che io ero al Cosenza ho avuto modo mi consta insomma, no? Anche nelle mie trasferte che facevo per il Cosenza in Italia e all'estero, cioè mi consta la meticolosità, la precisione, la puntigliosità dei conti che dovevano essere a posto, e se oggi, come diceva mister Gagliardi, il Cosenza nessuno si può permettere di dire che avanza un soldo, questo o quell'altro. È una cosa importante nel calcio di oggi. Il mister lo sa perché ci sono società che hanno promesso mari e monti e poi sono fallite. Grandi piazze che ripartono dalla Serie D, e quindi diamogli atto a Guarascio di questo. Ora, io cosa farei? E mi rifaccio anche al discorso di Pare Fedele. Cosa farei al posto perché andare adesso a dire cosa è stato sbagliato, cosa non è stato sbagliato, lo sanno soltanto, cioè il risultato parla chiaro. Io ti potrei dire che guardandomi le statistiche oggi è assurdo, in Cosenza che pareggia, se non vado errato, aiutami Anna, pareggia a Salerno con la Salernitana 0-0, pareggia in casa col Vicenza, poi va a pareggiare a Reggio Emilia.
poi batte l'Ascoli e c'ha 4 punti di vantaggio sull'Ascoli, mi segui? Sì. Dopodiché perde ad Empoli, a Venezia, in casa con la Cremonese, ribatte il Pescara, sembra di aver ripreso di nuovo e invece poi di nuovo perde le ultime 2 partite fuori casa e in casa col Monza. L'Ascoli che aveva 4 punti di ritardo, perché era l'Ascoli il punto di riferimento, che aveva di ritardo 4 punti, poi alla fine del campionato ne ha 9, mi pare, in più, quindi non solo gli ha recuperato 4 punti, gliene ha date altre 9, qualcosa sarà successo. Però io adesso andare a dare la colpa a questo o a quello, ti dico la verità, non fa parte di me, non me la sento. Io invece dico a Guarascio una cosa, un consiglio spassionato. Io direi, cioè io se fossi al posto suo, in maniera umilissima, io invece di fare uno scarno comunicato dove dice mettiamoci al lavoro, si riparte questo e quell'altro, no, perché dal punto di vista sportivo è successo un dramma, caro Guarascio, quindi non te la puoi togliere con un semplice comunicato. Allora direi organizza una conferenza stampa importante con tanto grazie a Dio il Covid un pochettino te lo può anche permettere adesso, no? Perché un po' ci hanno riaperto, certo. si è allentato, quindi una bella conferenza stampa dove tu due cose devi dire. Una, ok, io non mi volete più? Benissimo, dove sono tutti? Perché è facile, questo dico a fare vedere che è facile e agli altri. Ah, me la prendo io, se la prende Gagliardi, se la prende Pirillo, se la prende questo. Ci vogliono i soldi, perché comunque un presidente ha speso dei soldi, no? Ha avuto introiti, ma ha speso, quindi allora ti devi presentare per la serietà dell'operazione da Guarascio e da nessun altro, ti devi presentare e dici io voglio la società e c'è qui, Guarascio quanto vuoi? Primo. Oppure tu Guarascio vuoi continuare da solo o con qualcun altro? Allora, intanto ti sottoponi alla raffica, magari come sarà sicuramente prevedibile, delle domande dei giornalisti che ti chiederanno tante cose. E poi dici qual è il tuo programma? Il tuo programma qual è? Vuoi continuare seriamente? Allora, come minimo, devi subito andare a riprendere un direttore sportivo. Ecco, perché il direttore sportivo è in scadenza. Devi Bravissimo, dire se vuoi confermare Occhiuzzi come allenatore, visto che gli hai fatto un triennale. Devi, magari, non lo so, dire chi confermi di questi ragazzi, quei pochi, insomma, che sono, ecco, quei pochi che sono sotto contratto, e visto che anche in Serie C ci sono squadre importanti che l'anno prossimo lotteranno per salire di categoria, vedi Bari, vedi Palermo, insomma tante piazze importanti, allora metterti al lavoro già da adesso e far capire quali sono le tue intenzioni, perché mister, insomma sono tanti messaggi che stanno arrivando. Guarascio Anna, ha raggiunto Anna. una... Sì, dimmi Silvio. No, concludo dicendo l'ultima cosa. A quel punto la gente, i tifosi, magari che ne so, vai in diretta con i giornalisti, però poi magari vai anche online dove i tifosi ti possono, non dico intervenire perché sennò sarebbe una cazzata incredibile, però magari sentire in diretta quello che tu dici, no? Anche su Facebook, che ne so, oggi abbiamo tante piattaforme per poter vedere tutto e di più. Allora dico, a quel punto sono d'accordo anche con te Anna, ma anche con Gagliardi e Pirillo, quando dicono che il presidente deve delegare di più perché non è l'azienda. Io ho conosciuto diversi presidenti che hanno voluto lavorare nel calcio come hanno lavorato bene nelle proprie aziende. Non è la stessa cosa, perché mentre nel lavoro tuo normale c'hai del materiale, sei a contatto con le persone umane, ma soprattutto vendi materiale o comunque vendi prestazioni di servizi, eccetera. Qui ci sono gli uomini, i calciatori, quindi tu puoi fare tutto bene, ma se quel calciatore la palla dentro non te la butta, il tuo lavoro sfuma. Quindi allora hai bisogno di persone che hanno fatto calcio, di una certa esperienza, vicino a te, e ti devi fidare, anche perché così eventualmente le critiche te li dividi e non te li prendi solo tu, no? Anche questo, così come gli onori o gli oneri, insomma. Ecco, mi fermo perché sennò rubo tanto spazio. No, ci sono tantissimi messaggi, io non faccio in tempo a leggerli tutti perché intanto che vado per leggerli ne arrivano ancora tanti altri. Sono 10 anni di gestione scellerata del proprietario, sempre stagioni improvvisate e con zero programmazione, ormai è rimasto solo, se ne deve andare da Cosenza. In molti, insomma, nei messaggi criticano mister questo suo modo di operare e che quindi deve lasciare. Sono tantissimi i messaggi che ci stanno arrivando da parte dei tifosi, non ve li vado a leggere tutti perché insomma sono tutti unanimi in un'unica direzione, che Guarascio deve andare via, nonostante quello che ha fatto, insomma, e che anche lui tante volte ha parlato di queste vittorie dei campionati, l'arrivo anche in Serie B, ma questa retrocessione i tifosi al momento non gliela perdonano, ecco.
Anna? Sì, Silvio. Posso interrompere un secondo? Me lo permette il mister Gagliardi soltanto per una cosa. Sì. Volevo dirti che non sempre però, l'avevo dimenticato, non sempre però gli uomini di calcio sono indispensabili, perché io ti posso fare un esempio. Noi alla Vigor Lamezia, come anche altre piazze, avevamo, Pirillo lo sa, avevamo tanti uomini di calcio, però ci abbiamo messo 10 anni, non so quanto tempo, per arrivare quantomeno alla Serie C2 all'epoca. Poi vabbè, arrivarono anche nella C, mi pare, dopo di me. E Guarascio, che non era, come ha detto Gagliardi, ed è giusto, assolutamente un uomo di calcio, in pochi anni dalla Serie D è arrivato in Serie B, quindi diamogli anche merito che comunque le scelte che ha fatto le ha sapute fare, o di fortuna, io penso di bravura, non di fortuna, ma comunque piaccia o non piaccia, quindi prima di eliminarlo, fra virgolette eliminarlo, ripeto, a me non mi devo comprare Guarascio, scansiamo da tutte le cose, Voci. tutte le voci, io dico ai cosentini di pensarci bene perché Silvio, non vedi si che trovano il mister- tanti Guarascio in giro. Ci sta il mister ammazzando ci un sta minuto, ma dicendo un minuto, hai ci detto. sta Finito. ammazzando. Allora, perché io non sono d'accordo, no, non è che non sono d'accordo, io ho una mia idea e ho detto che questo venerdì, per me, che vuole soltanto parlare di pallone, di calcio, è un venerdì Terribile. inappropriato e che poi tra parentesi, guarda che sono uno che dice le cose come le pensa, spesso e volentieri, e anche sbagliando moltissimo. E io dico, tutto quello che sto sentendo è giusto, però io dico quello che penso e dico. Prima di parlare di Meluso, prima di parlare del giocatore, prima di parlare della squadra, prima di parlare di chi avanza soldi, mi si dice che Braglia avanza dei soldi, però se non ci sono conti in ballo o carte, la società, chi si può rivalere? Ma si può rivalere, questo non possono essere motivi per dire Guarascio vattene, perché ci sono le sedi giuste perché Braglia possa ricevere quello che eventualmente si dice che avanza. Ma io mi rifermo ad altre cose, Sì. dico, oggi sono d'accordo con Zizzo quando dice guardate che non è che c'è bisogno di Franco Gagliardi o di altri, di Meluso, di Tizio e di Caio che sono uomini di campo, probabilmente, io non lo sono più, ma loro lo sono. Oggi io sto facendo appello a quello che è il parere mio, che poi può essere anche disconosciuto. Guarascio, è giusto, deve venire fuori con l'idea di io voglio continuare da solo a prescindere se mi picchieranno a Cosenza oppure mi faranno la guerra a Cosenza e con gli striscioni, prima di tutto. Poi, un consiglio che io do se dovesse avviarsi su questa linea, perché poi da soli con il Covid non si va da nessuna parte, a meno che di punto in bianco si mette lì e caccia milioni di euro e ti va a fare mercato e stai tranquillo che anche alla piazza di Cosenza andrà a calmarsi se dovessero arrivare subito dei calciatori, dei direttori sportivi, degli allenatori eccezionali. Però così la situazione a Cosenza io non la vedo. Io vedo che, a prescindere da Guarascio, la situazione Cosenza si può prendere in mano partendo da ciò che è la mia storia. Io ho visto già, questo può essere un fallimento, ma non economico perché Guarascio è stato bravo, no? Un fallimento dal punto di vista sportivo che ha penalizzato tutta la città, no? E allora riconduciamolo a un altro motivo che doveva essere ripristinato positivo partendo da Reggio e c'è stato un fallimento. Si sono messi insieme determinate persone danarose che avevano voglia di portare avanti i colori della città e si sono chiusi in una stanza, hanno cercato di esporsi le loro idee, sono venuti a contatto e si sono messi insieme. A me io ritengo che a prescindere dal direttore, dall'allenatore e da tutto quello, oggi c'è bisogno di persone veramente capaci, in senso di denaro, di disponibilità, che vada eventualmente a proporsi come diversi da Guarascio oppure in simbiosi con Guarascio per pigliare il pilota Cosenza che ha bisogno di essere, macchina Cosenza che ha bisogno di essere pilotata. Solo da poi il resto verrà dopo. Oggi
che io faccio l'appello, Guarascio vattene, e poi non c'è nessuno, oppure forse ci sono, ma quando mai abbiamo visto gente, tanto che è dovuto venire Guarascio, che è disponibile a imbarcarsi in una barca dove è assediata dal Covid, che non ci saranno spettatori chissà per quanto tempo e che addirittura è retrocessa dalla Serie B? Ma dove sono? Allora, se dovessero esserci queste persone insieme a Guarascio, troveranno sicuramente, oggi la prima cosa che è da fare, persone disponibili, devono concentrarsi, devono unirsi ed eventualmente parlare e dire io posso mettere questo, tu puoi mettere quello, e solo così si può uscire. Se no andiamo a dire viene l'uomo, ci manca l'allenatore bravo, ci manca il direttore sportivo, ma sai quanti ce ne sono direttori sportivi e allenatori bravi se tu hai la disponibilità di poterli portare a Cosenza? Ma ce ne sono assai e sicuramente non siamo noi quelli che stiamo cercando di entrare, assolutamente ci sono persone capaci, però devono essere guidati ed essere capaci di asservirsi alla causa della società, perché il pallone, le società spesso servono per mettere gli uomini di calcio, tipo Gagliardi prima maniera, di mettersi in evidenza, di poter fare cassa in termini di esperienze e poi proporsi, come magari lo stesso Meluso ha fatto, che oggi tutte le squadre di Alto se lo contendono, così come l'allenatore Forsocchiuzzi si è dato tanta la possibilità di farsi vedere in giro attraverso i televisione che l'inquadravano, da trovare sicuramente mercato, se non in Cio, a Cosenza stesso, addirittura in Serie B. Ma non è questo che oggi c'è bisogno di persone capaci economicamente che insieme o senza Guarascio dicano noi prendiamo la società e questi sono i programmi e si parte. Francesco, io ti vado a leggere qualche altro messaggio che ci sta arrivando. Il 90% delle colpe sono di presidente e direttore sportivo. Io penso che l'unica colpa di Occhiuzzi è aver avallato la rosa, che era una mediocrità assurda nel dettaglio e nei fatti, difensori che saltano di testa fuori tempo, che sbagliano anticipi, centrocampisti che tentano dribbling assurdi e che toccano la palla 5 volte prima di scaricare e che non tirano mai dai 20 metri. Giochiamo il 4-4-5, il 5-5. Non è questo che in questo momento, dato che c'è stata la sciagura della retrocessione. Oggi siamo retrocessi, bisogna non pensare al gol, l'attaccante, il portiere, bisogna vedere chi sono le persone che devono prendere il posto di Guarascio, oppure insieme a Guarascio costruire quello che è mancato fino ad oggi, economicamente, disponibilità di campo per avviare un settore giovanile, gente capace, tipo lo stesso nell'Interland, che si possono trovare disponibili ad affiancarsi se ci sono, e questa è la prima ricerca che bisogna fare, sempre che Guarascio la voglia fare, se no esce allo scoperto e dice io qua tengo quanti soldi ho guadagnato con 10 milioni, li metto tutti sulla barca. Ma io ho detto 10 milioni, ma così può darsi che non ha guadagnato nulla. Li metto in barca e statevi tranquilli che non ha bisogno di nessuno, se no ha bisogno di tutti. Però quello che dicono, mister, che criticano è il modus operandi di Guarascio, Francesco. Dice qui c'è bisogno, chiunque esso sia, di una svolta decisiva, amministratore delegato, direttore generale, presentazione ad inizi giugno di direttore sportivo e allenatore, presentazione di calciatore ad inizio luglio, acquisti importanti già rosa di proprietà per almeno 14 elementi, 4 elementi della primavera in pianta stabile in prima squadra, ancora insomma avere almeno 2 titolari, abbonamenti a prezzi stracciati, store con iniziative collaterali, con coinvolgimento dei tifosi. No, stiamo parlando forse della Juventus, stiamo parlando. Io sono convinto di una cosa, che certo i tifosi, Guarascio, Francesco, scusami se ti interrompo, sì. I tifosi sono esasperati perché dicono qualcosa bisogna darlo. Porta a questo, è normale che il parafulmine è chi ti ha portato alla retrocessione, e ti ha portato alla retrocessione il proprietario della barca, quindi cioè, se la barca va in deriva il proprietario sbaglia, o ha sbagliato ad affidarsi al timoniere oppure ha sbagliato lui stesso se guidava quella barca. Il discorso secondo me è un altro. Da una parte, secondo me, per come ho visto gli ultimi 10 anni, Guarascio non metterà mai nessuno al suo fianco in maniera paritaria, perché Guarascio è uno che
vuole avere l'ultima parola su tutto, Certo, e vuole avere lo ha dimostrato, timone che del- poi come dice della- imprenditorialmente può anche essere giusto, no? Certo. Dici io metto i soldi, io voglio avere l'ultima, forse perché avere ha vinto, avere l'ultima ha vinto. parola. Quindi da una parte, quindi io non vedo nessuno, dall'altra parte, se c'è qualcuno che vuole prendere il Cosenza oggi, Adesso è il momento. adesso è il momento giusto, oltre che per il fatto che ormai Guarascio è inviso alla piazza e tutto quello che c'è, quindi avrebbe tutta la tifoseria dalla sua parte, anche perché oggi il Cosenza si trova in una situazione di non avere giocatori sotto contratto. Mi sembra che su 5 giocatori sotto contratto, il che significa che tu non devi andare a fare fronte ad una situazione creata da altri, ma la puoi costruire da zero con le tue forze, con i tuoi soldi, se hai la volontà. L'intenzione. Perché poi quando uno vuole fare le trattative non le fa né sui giornali, né sui siti internet, né in televisione, anche se Certo, si facciamo fanno i giornalisti e privatamente. quindi magari farebbe piacere assistere ad una trattativa d'acquisizione. Le trattative si fanno in un albergo lontano da Cosenza, nemmeno a Cosenza perché sennò Alla magari ti Menzia, vedono, magari. e la vai a fare in maniera, ti siedi ad un tavolo 8, 9, 10 ore e ti alzi e dici affare fatto o affare non fatto. Quella è la trattativa seria, non il fatto dei cordate, controcordate, perché con le cordate purtroppo negli ultimi anni non con si le è andata parole, avanti. ecco, non si Con arriva. le parole non si è andata avanti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Terza parte di Anteprima Sports, io mi scuso se non posso leggere tutti i messaggi, ma sono tantissimi. Bene o male il succo lo stiamo dicendo anche qui in studio. Vedo in collegamento intanto con me questo pomeriggio Antonio Clausi di Cosenza Channel. Buon pomeriggio Antonio. Ciao Anna, un saluto a tutti i tuoi teleascoltatori, telespettatori di Teleuropa Network. Antonio, io con te subito inizio insomma, stiamo parlando della situazione ovviamente del Cosenza, in tanti tifosi scrivono che il presidente deve andare via, deve lasciare, sono demotivati, non credono più ovviamente nel progetto e c'è qualcuno che mi chiede di trattative, se è vero che cosa c'è di vero in una trattativa con un gruppo di imprenditori della provincia di Salerno che hanno già visionato una parte di libri contabili e tante altre notizie riportate da diversi giornali. Insomma, c'è qualcuno che effettivamente, come dicevamo prima in studio anche con Francesco Pirillo e mister Gagliardi, c'è qualcuno che ha intenzioni serie, nel senso che vuole prendere il Cosenza e quindi può mettersi al tavolo a fare una trattativa con il presidente Guarascio e decidere insomma il futuro di questa squadra, di questa città, di questi colori ovviamente. Guarda Anna, riguardo la prima parte della tua domanda su questo gruppo in trattativa, posso dirti quello che è successo a me. Ho ricevuto una mail anonima questa mattina contenente questa notizia, parlava di fideiussioni, percentuali di fideiussioni che si sarebbero richieste, però chiaramente ho chiesto di identificarsi al mittente, non ho ricevuto risposta, quindi non ho dato alcun peso a questa cosa. So che gira, oltre che sulle mail personali, che non so come sia stato possibile mettere in circolo, anche sulle chat di vari tifosi e non solo. Quindi, però, fin quando non c'è un soggetto ben identificabile che possa fungere da fonte, di tutta onestà, non mi sento di dargli il minimo peso, anche perché qualora fosse vero mi risulta un attimo poco credibile che si faccia la cronaca live su forum, Facebook, social di quello che si dice al chiuso di 4 stanze. Fatta questa doverosa premessa, per il resto della domanda io ti dico che se c'è davvero qualcuno interessato al Cosenza Calcio, credo che questo sia il momento di uscire dallo scoperto. Lo stiamo dicendo anche noi, Antonio, infatti. Sì, perché far passare l'ulteriore tempo non sarebbe, a mio avviso, opportuno né per un'eventuale trattativa, visto che si sa che i tempi del presidente non sono quelli dello sport, già in generale. Figurarsi quando di mezzo ci sarebbe una transazione di quote societarie e quindi denaro vero da dover mettere sul tavolo. Quindi non si tratta di qualcosa che si può fare tranquillamente in 2 giorni, ma servirebbe del tempo. Quindi se c'è qualcuno veramente interessato, il momento è questo. Da oggi a 20 giorni io mi aspetto che qualcosa possa succedere. Le avvisaglie le conosciamo tutte, si sanno, nomi, cognomi, personaggi.
Dire però che si farà il passo in più, quello che probabilmente in gran parte, se non tutta la parte della tifoseria si auspica, questo non ve lo so dire, non ho la palla di vetro. Qui ribadisco, spetta a chi ambisce a diventare proprietario del Cosenza o costruire una società per sostituire l'attuale proprietà, perché di tale si tratta, essendo un unico proprietario. C'è un messaggio che vi vado a leggere perché, insomma, buonasera Anna, saluti ai tuoi graditissimi ospiti, sto registrando la trasmissione e la manderò con la cassetta al signor Guarascio perché è una splendida lezione di come si deve gestire una società di calcio, non isolandosi ma programmando e cercando di circondarsi di collaboratori competenti di cui potersi fidare. Tanti saluti a Piero, noi lo ringraziamo, insomma, spero che i nostri consigli vengano accettati anche dal Presidente, ma il Presidente sa come muoversi, avrà già le idee chiare, sa cosa vorrà fare in futuro, o meglio in queste ore so che sta meditando e sta cercando di capire il da farsi. Noi intanto abbiamo in collegamento al telefono mister Giorgio Roselli. Buon pomeriggio mister, l'abbiamo contattata proprio all'ultimo secondo, so che insomma è impegnatissimo, però grazie per essere venuto da noi ospite in trasmissione. Ecco. Buon pomeriggio a voi, sì, sono sempre in viaggio, sono appena rientrato in Umbria. Mister, innanzitutto complimenti perché è riuscito con la Vibonese a raggiungere questa insomma, salvezza che magari fino all'ultimo secondo era inaspettata, poi insomma c'è stato il cambio tecnico, il suo arrivo, è riuscito a portare a rimanere, insomma a far rimanere la Vibonese in Serie C e quindi insomma al momento l'anno prossimo ci sarà poi questo scontro, questo derby con il Cosenza. Riguardo invece la situazione del Cosenza e della retrocessione, insomma da vecchio allenatore, anche lei rossoblu, che cosa ne pensa? Ecco. No, intanto grazie per i complimenti, sì, è stata veramente un finale difficile, però per fortuna è andato tutto bene. Per il resto mi dispiace moltissimo per il Cosenza perché secondo me la squadra forse magari con un attaccante in più, ma la squadra mi sembrava addirittura giocasse meglio dell'anno prima, dunque è stata secondo me una retrocessione veramente un po' particolare, ma nel calcio questo succede, dunque la cosa importante è che riparta subito con programmi e obiettivi chiari, perché Cosenza merita questo, e anche lo spero sinceramente lo stesso Presidente che magari in questo momento molti so che criticano, cioè, diciamo che bisogna ricordarsi anche delle cose buone che ha fatto sinceramente, forse questo è l'unico anno che non ha raggiunto l'obiettivo. Mister, infatti proprio lei che conosce la piazza, insomma, ha vissuto anche qui la stagione a Cosenza, sa insomma, che i tifosi sono molto appassionati qui in città e che quindi in questo momento chiedono che il Presidente vada via, però quello che stavamo dicendo in studio è che deve arrivare una cordata di imprenditori seri che voglia appunto rilevare il Cosenza Calcio, quindi insomma l'appello che lei vuole lanciare alla tifoseria. Ecco. No, ma la tifoseria dico... io non so adesso come sono le cose societarie, io so quello che ho visto io, che conosco io e che la cosa importante, come credo tutti vogliano, è che se c'è un cambio ci sia, diciamo, a migliorare, no? Con persone serie che portano avanti dei progetti magari più o meno vincenti ma sicuri. Nel calcio di oggi, come sapete, non succede spessissimo, anzi spesso succede che le società falliscano e poi si ritrovano, come sapete anche nel girone, una per tutte il Catania per esempio, no? Una piazza bellissima ma che ha dei problemi incredibili, dunque il Palermo è appena fallito, è appena ripartito, cioè bisogna, se cambiare in meglio, ecco, e non è facile in questo momento. C'è Antonio Clausi che vuole porle una domanda, mister. Eccomi qua. Antonio, non ti sentiamo. Un attimo solo. Mi sentite? Sì, adesso sì. Vai. Innanzitutto saluto Giorgio, che ciao, Antonio. è come Winston Wolf, no? di Pulp Fiction, il film di Tarantino. Quando ci sono dei problemi chiamano Winston Wolf e lui li risolve, e Giorgio Roselli è la stessa cosa per quanto riguarda le squadre della Serie C. Mister, innanzitutto ti volevo dire,
hai già parlato per il rinnovo di contratto a Vibo Valencia? Ti vedremo da avversario al San Vito? Sì, Beh, proprio ancora questo. no, perché il Presidente deve risolvere ancora alcuni problemi con l'altra parte di società che l'anno scorso non c'è stata, ma che comunque diciamo ha una parte di quote è insieme a un'altra persona, dunque devono prima, credo, risolvere quel tipo di problemi, poi penso programmeranno la nuova stagione. E poi volevo chiederti che Serie C ritroverà il Cosenza rispetto a quella che ha lasciato, dove sostanzialmente si proveniva da campionati dove squadre come Foggia, Matera, Benevento, Lecce facevano ogni anno la voce grossa e una alla volta poi sono state promosse in Serie B. Che Serie C ritrova invece il Cosenza? Non è cambiato niente da quel lato, le 5, 6, 7 squadre importanti molto forti ci sono, forse è calato un po' l'altra parte di campionato, perché sappiamo tutti che insomma essendoci meno soldi, essendoci più tante squadre fanno più minutaggio con i giovani, ecco, diciamo che una parte è rimasta la stessa di alta competitività, l'altra un pochino meno, diciamo, competitiva. Allora io ringrazio mister Giorgio Roselli, insomma Antonio ha posto le domande che volevamo farle anche noi, mister, volevamo sapere del suo futuro, magari ci risentiremo nelle prossime settimane e vedremo cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, intanto noi la ringraziamo e le facciamo ovviamente un in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie mister, Arrivederci. arrivederci. Allora, volevo salutare anche Silvio perché nell'ultima battuta insomma non siamo riusciti a parlare di Serie A, non siamo riusciti a parlare di Serie C, so che insomma incombe questi playoff anche per il Catanzaro, volevo salutare Silvio perché poi in conclusione ho altri due sport di cui parlare, che è il calcio a 5 e il torball, visto che Francesco è rimasto con noi questo pomeriggio. Grazie Silvio per essere stato con noi, sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane. Grazie a te, sempre un piacere, a tua disposizione. Saluto mister Gagliardi, Francesco Ciao, e Silvio. Antonio Ciao. Clausi, no, se c'è ancora in linea. E tutti i telespettatori, speriamo veramente di cuore, non è ipocrisia o come dire, perché uno si vuole comprare qualcosa, e che il Cosenza ritorni al più presto nelle categorie che gli competono, perché comunque è una piazza importante e questo non lo scopro certamente io. Buonasera a tutti. Grazie Silvio. Allora, chiudiamo anche con Antonio. Antonio, c'è qualcosa che vuoi dire tu in conclusione appunto del tuo intervento, perché poi ci spostiamo a parlare di questi altri due sport importanti. Sì, giusto che vorrei un attimo tornare su, non so se ne avete parlato sicuramente all'inizio trasmissione, sull'inizio delle contestazioni al presidente Guarascio. Sì, con sì. Dei le manifesti che sono apparsi un po' in tutto l'Interland. Sì, da sì. ciò che sono riuscito a captare è solo la prima parte. Ci saranno altre manifestazioni, altre iniziative, sempre con lo stesso oggetto. Io credo che o il presidente Guarascio o chi poi dovesse subentrare qualora ci sia una fumata bianca per un'eventuale trattativa, ma ribadisco, io ad oggi non sono a conoscenza davvero di niente al riguardo. Io credo che la chiarezza sia la cosa fondamentale, rivolgersi ai tifosi, rivolgersi alla piazza e dire realmente quali sono le intenzioni, perché io credo che chiunque si accomodi poi sulla poltrona di presidente e dica cari tifosi, cari sostenitori, io non posso garantirvi che quest'anno il Cosenza vincerà il campionato, ma posso garantirvi che da quest'anno inizio a curare in una maniera minuziosa il settore giovanile, a avere una rete di scouting in maniera tale che i vari Tutino, i vari Falcone, i vari, non so, Palmiero, anziché andarli a prendere e valorizzare altrove, torniamo a costruirli all'interno della nostra città, all'interno dei nostri centri sportivi. Io non credo che ci sarebbe un solo sostenitore a non sposare questa linea, però è proprio la mancanza di programmazione, perché di questo stiamo parlando, che ha portato l'appeal del presidente Guarascio a crollare, a parte poi chiaramente i risultati sportivi che non lo hanno aiutato, perché altrimenti non si spiegherebbe
come anche in Serie B, anche con le salvezze ottenute in una categoria ritenuta consona per la città, costantemente si levavano dalla curva, dalla tribuna, striscioni, cori che chiaramente erano ostili verso la massima carica di questo club. Insomma, è evidente che Guarascio ha viaggiato su una frequenza d'onda completamente differente rispetto a quello della città e del popolo dei lupi. Sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda sarebbe, come dire, il primo passo verso il futuro. Viceversa, è chiaro che un avvicendamento sarebbe lo scenario più facile, più naturale. Ecco, questo era il mio pensiero. Grazie Antonio, tanto sicuramente ne parleremo anche nelle prossime settimane, perché insomma Anteprima Sport, anche se sono finite le partite, non termina qui, quindi vi terremo compagnia sicuramente per qualche altra settimana, anche per vedere quali sono gli sviluppi di tante squadre sia di Serie A, perché il Crotone è retrocesso, parleremo anche del Crotone in Serie B, di quali sono le intenzioni, e parleremo anche dei playoff. Intanto con Francesco, visto che ti ho qua in studio, volevo parlare di questa bella iniziativa, nel weekend che c'è questa finale di Coppa Italia di Torbol. Nelle scorse settimane abbiamo ospitato il tecnico e anche un calciatore, ecco, diciamo, chiamiamolo così, di alla goalball, fine sì, possiamo ecco. chiamarli. Ecco, invece adesso c'è Rende che ospita questa 2 giorni importante, bisogna giocare nel palazzetto nuovo di Rende, c'è questa novità che riguarda insomma la notizia dell'ultima ora. Parliamo di questa bella manifestazione. Sì, questo diciamo che è il secondo capitolo, diciamo, di questo doppio evento che si svolgerà a Rende. Per l'occasione il Comune ha voluto accelerare, diciamo così, i lavori per l'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport del Villaggio Europa, quindi diciamo la finale di Coppa Italia, che da 2 giorni, che sarà sabato pomeriggio e poi domenica mattina, si svolgerà sul parquet del nuovo palazzetto dello sport, e quindi diciamo una vetrina pure importante. Saranno molte le squadre che parteciperanno, verranno da tutta Italia, Bolzano, Bergamo, insomma saranno ospitate appunto dalla società, dall'Olimpia Rende, dalla Polisportiva Olimpia Rende, che è riuscita finalmente ad inserirsi, diciamo, nel gota di quello che è il goalball e soprattutto il torball, che ricordiamo è una disciplina paralimpica, che quindi fa parte dei giochi paralimpici, quindi che sono le Olimpiadi poi alla fine delle persone diversamente abili. Questa manifestazione purtroppo non potrà essere aperta al pubblico per ovvi motivi legati alla pandemia, però ci sarà una copertura totale video per quanto riguarda gli eventi, per chi magari è curioso, vuole capire che cosa e come si giocano queste discipline, che fino a quando una persona, diciamo, non si avvicina, non si riesce a rendere conto di quello che poi è realmente. Ci sarà una diretta per 2 giorni, diretta Facebook sul sito della FISPIC, che è la Federazione Italiana per Ciechi Ipovedenti, per quanto riguarda queste manifestazioni. E da Rende insomma, ci sarà la prima premiata per quanto riguarda la Coppa Italia, quindi anche questo è un piccolo traguardo che è stato raggiunto e che vuole essere solo il primo gradino di una scalata verso poi la partecipazione fattiva della Polisportiva Olimpia Rende al prossimo campionato di Serie A e appunto alla Coppa Italia, magari con la speranza anche di andare a fare manifestazioni europee. E questo è per seguire nel weekend, ma nel weekend c'è anche un'altra partita importante. Io vedo in collegamento Skype Renzo Andropoli, addetto stampa della Pirossigeno Città di Cosenza, perché Renzo, possiamo dire che ci sentiamo un po' anche noi portafortuna di questa squadra di calcio a 5, perché ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata. La Pirossigeno è approdata alla finale dei playoff, è riuscita a battere in semifinale la concorrente, adesso si giocherà questo derby tutto calabrese, ecco. Sì, questa è una bella sfida tosta per la Pirossigeno, perché il Polistena è una vera corazzata, certamente favorita dal pronostico. Sarà una bella sfida. La Pirossigeno ha già dimostrato tante volte di essere, come dire,
una bella tosta, capace di giocarsela con tutti. Anche questa partita, pur partendo non certamente con i favori del pronostico, saremo in grado di difendere bene e vendere cara la perla. Non sarà facile, per noi sarà difficilissima, ma non sarà facile nemmeno per il Polistena. Renzo, l'abbiamo parlato tante volte, nonostante si giochi questa finale non è detto che poi si approda direttamente al campionato di Serie A1, se non sbaglio. No, perché innanzitutto questa è solo la fase del girone D regionale, dei playoff, diciamo, non regionale, il girone D della Serie A2. Poi ovviamente ci sono gli altri 3 gironi dai quali uscirà una vincente dei playoff, quindi saranno 4 squadre che si incontreranno in semifinale e in finale, in finalissima. La vincente di tutto il gruppo è quella che spera di poter accedere alla Serie A1, cosa che certamente avverrà però. Grazie Renzo, noi ovviamente seguiremo sempre via Facebook questa diretta della gara, anche per sabato, insomma, sabato prossimo, ecco. Sì, noi cercheremo, come dire, di linkare il Polistena che farà la diretta streaming, e quindi si potrà seguire anche sul nostro sito istituzionale e sulla nostra pagina Facebook. La partita, vi ricordo, è alle 16 domani ed è una bella partita perché il Polistena è una gran bella squadra e la Perossigeno è una grandissima bella squadra. Sarà una bella partita di futsal. Sono tutti a disposizione, Renzo? Sì, tranne purtroppo Giuseppe Piromallo, che nella partita con il Regalbuto ha subito un infortunio piuttosto importante e la sua stagione è finita. Probabilmente dovrà essere operato per l'asportazione del menisco. Noi gli facciamo ovviamente l'in bocca al lupo. C'è Francesco Pirillo che voleva dirti qualcosa, ecco. Sì, un abbraccio a Francesco, mio grande amico. Da decano, del decano, dei giornalisti così indiri. Come la vedi questa questione del Cosenza, visto che l'hai seguito per tanti anni? Ti tiro dentro pure a te. Purtroppo come dire, è una fine annunciata. Io quando sono stato ospite di Anna in trasmissione ho sempre detto che la squadra ha delle carenze tecniche troppo grandi per essere sopperite solo con la buona volontà o con l'impegno. La buona volontà e l'impegno sono sempre necessari, ma se poi alla base non c'è una qualità tecnica adeguata al campionato, ovviamente si va in difficoltà. A ciò si aggiunge, come diceva prima il nostro amico Antonio, non c'è stato un buon rapporto fra tifoseria e società nella figura del suo presidente, e quando questo succede le cose non possono che peggiorare invece che migliorare. Per il futuro io penso che sia necessaria una chiarezza di programmi. Chiunque sarà il presidente o il proprietario della società, ci vuole chiarezza e soprattutto ci vuole passione per il Cosenza. Senza la passione è inutile assumere la carica di presidente e portare avanti una società. Renzo, abbiamo avuto un'incursione mentre tu parlavi del direttore Attilio Sabato che insomma visto che loro hanno vinto lo scudetto come Inter, insomma sta parlando di questa sfida che c'è in programma domani, se la Juventus va in Europa League, insomma dai tu la risposta, perché insomma dall'alto della tua esperienza sai tu come rispondere al direttore Attilio Sabato. A parte il fatto che io già più di 3 o 4 settimane fa ho detto al direttore Sabato negli studi di TEN che l'Inter avrebbe vinto meritatamente il campionato, al quale faccio i complimenti e gli auguri da sportivo. Devo dire che questa partita non la vedrò nemmeno perché è poco importante per noi. Io poi sono a Polistena, è una partita come le altre, è come se giocassimo così in famiglia, è poco importante per noi. Noi pensiamo al futuro, il passato l'abbiamo già scritto, adesso pensiamo alla storia futura. C'è il direttore che ride, vabbè, insomma con questa chiosa finale noi facciamo l'in bocca al lupo, ovviamente tornando a noi, alla Pirossigeno città di Cosenza, e vedremo, insomma ci risentiremo nelle prossime settimane, Renzo, che vedremo com'è andata, ecco. Volevo chiedere al direttore se era stato invitato alla festa di Lukaku. Sta ridendo anche lui, sta ridendo. Grazie Renzo, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, insomma andiamo a chiudere. Ci sentiremo presto. Sì, grazie, ci sentiamo nelle prossime settimane, mister, insomma andiamo a chiudere perché sicuramente nelle prossime settimane parleremo ancora di quello che accadrà in città, di quello che accadrà in Serie A, ai playoff, perché insomma facciamolo in bocca al lupo anche al Catanzaro che si va a giocare questi playoff per ambire ad un posto in Serie B, però insomma c'è amarezza, delusione, l'abbiamo detto.
No, ma è una storia che si ripete. Io ho visto a Renzo dopo tanto tempo, ho visto pure a Franco, che si battono per sport diversi, sicuramente eccezionali per quanto riguarda i contenuti. Però io rimango attaccato a questo maledetto calcio, devo dire la verità, che poi si lascia un po' trascurare nei momenti che sta attraversando il Cosenza Calcio, momenti brutti. Io invece rimango sempre lì. Magari come quella volpe che non arriva all'uva nella sua città, però l'età me lo può permettere. E dico solamente ancora una volta, il Cosenza non merita la C, ma il Cosenza può aspirare anche alla A. Nel momento in cui chi sarà presidente insieme o da solo lo stesso presidente o da soli quelli che verranno eventualmente a sostituirlo, dice, dovrà programmare soprattutto non tanto il discorso di fare questo campionato, un programma di un subitaneo ritorno in B che poi possa essere da base per quello che si aspettano i cittadini lupi, la Serie A. E se eventualmente bisogna fare ammenda e chiedere aiuto oppure mettersi a colloquio con persone dell'Interland che sono capaci di avere campi a disposizione, di avere passione, di avere economia, di avere voglia di aiutarsi insieme, io ritengo che è la migliore medicina, che poi si chiami Morrone, che si chiami Rende, che si chiami Montalto, che si chiami non lo so come si chiami, basta che queste persone riescano a essere tutti univoci verso la direzione di programmare insieme a Quarascio da soli. Ecco, l'unica soluzione in questo è quella. Poi gli allenatori, i giocatori, i direttori sportivi si trovano alla grande. Adesso c'è bisogno di mettere insieme tanta moneta, perché senza moneta dichiarata nessun programma può essere fatto. Grazie a mister Franco Gagliardi per essere stato con noi, grazie a Francesco Pirillo, ricordiamo nel weekend questo appuntamento della finale di Torbol. Coppa Italia a Rende, si inizia sabato pomeriggio, si chiude domenica mattina. Grazie a Francesco, quindi non perdete questo appuntamento, grazie ad Enzo Leonetti in regia, grazie a voi per averci seguito e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, arrivederci. Lui? Oh. Ma tu quanti anni tieni? 42. E non ti pare che è arrivato un momento in cui a posti ti fa una famiglia? Ma scusa, tu quanti anni tieni? 48. Non ti pare un momento di ti fai cazzi tu?